Devo chiamare Clelia. Sono un pochettino agitato perché certo è il primo incontro dopo che mi sono lasciato. Perché poi il pensiero, quando ti riaffacci, diciamo, alla relazione con un'altra donna, è di non commettere gli errori che hai commesso in passato. E allora li cominci a ripassare dentro di te, dici, dunque, dove ho sbagliato con la mia ex, per esempio, la mia ex non accettava minimamente di venire, cioè guai se le dicevi vieni con la tua macchina, vieni tu, no, perché non mi vieni a prendere? E quindi la viene a pigliare, si abitava dall'altra parte della città, e io passo il tempo a pigliarla, là, a pigliarla, mangiavamo dall'altra parte, spendeva a cassa di benzina che la pizza, per non parlare di tutto quello che ti viene in mente, tutto quello che lui non voleva. Per esempio, che tu le potevi dire che so, andiamoci a mangiare una pizza. Ah, perché dopo una settimana che sto a casa mi porti a mangiare una pizza. Una pizza? Te ne esci con una pizza? Con una misera pizza? Mamma no, pretendeva ristoranti di un certo tipo, mangiare di un certo tipo. E te pare se mi azzardavo a dirle andiamo a mangiare pollo, pollo, ma sei pazzo? Per 6 mesi mi faceva dormire sul divano, 6 mesi. A dormire, che certe volte pure quando io mi andavo di dormire sul divano, certe volte ci dicevo pollo e me la cliccare sul divano. Niente, no, lei capito, c'è il pesce, bisogna andare a mangiare pesce, bisogna andare a mangiare sushi, bisogna andare a mangiare cose di un certo tipo. Ma insomma, va bene, vediamo un pochettino come va con Clelia. La chiamo, faccio il numero, vediamo se... Pronto? Oh, ciao Clelia! Ah, ciao Ernesto! Arnasto! A me già quando mi chiama Ernesto, mi chiamo Squaglio, Arnasto. Senti, ti chiamavo per dirti, senti che è tutto a posto per uscire stasera? Sì, sì, certo, tutto a posto. Tutto a pasta, tutta a pasta chi sai, tutta a pasta. Ok. Senti, va bene, no, ti volevo dire infatti, che faccio? Magari ti vengo a prendere io? Mi vieni a prendere tu? Cioè, ma aspetta, no, non ho capito, ma perché mi dovresti venire a prendere tu? Cioè, perché? 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 Certo, io dicevo al muratore, facciamo il grass porcellato o il perché? Perché niente, così è come dire, una sorta di gesto di cortesia, capito? Cortesia? Eh, Perché scusa, che vuoi dire che tu esci con me per cortesia? no, no, che c'entra? No, scusami. No, non volevo dire, cioè, sì. No, non fraintendere. No, per cortesia, cioè, no, per cortesia, per cortesia, per dire per favore, cioè, no, per favore, per fare un favore, per cortesia. Ma che favo pazzo? No, dico un gesto di cortesia che ti vengo a prendere io, capito? Questo voleva essere. Vabbè, allora non ci siamo capiti, eh? Cioè non c'è motivo, capito? Non c'è motivo. Perché guarda, io sono una donna moderna, che vive nei tempi moderni. Io sono una donna emancipata, coraggiosa, forte. Allora sai che c'è? Ti vengo a prendere io. Ma è capitato mai? Cioè, non mi è capitato mai una femmina che mi ti venga a prendere io! Porca miseria! Ma io sai chi c'è? Ma viva l'emancipazione, i tempi cancellaro, ma sì, ma io ne approfitto, ma sì! Clelia, vienimi a prendere! Vieni, pigliami! Sì, va bene, ok. Almeno così, stavolta è Ida che aspetta. No, che certe volte stagnavamo, noi andavamo a prendere la fidanzata alle 8 per uscire e andare a mangiare e scendeva dopo che stagnava in macchina alle 11 e mezza. Scende, entravi in macchina, dove mi porti? Che ero? Allora dice, che ero? A che andare e andiamo a cliccare. Va bene, vieni prendimi. Vabbè, dai. Allora, dove andiamo? Dove andiamo? Porto a mangiare pesce. Non so, avevo pensato al pesce. Pesce? No, guarda, cioè, il pesce costa un sacco. E poi guarda, di sti tempi è impossibile trovarlo fresco. Certo, come fai a trovarlo? Il pesce in mezzo alle frasche, frasco. Certo, vediamo un pochettino, magari. Oh,
magari è un po' perché poi queste non amano il pesce, però poi il pesce sotto forma di sushi, perché ormai va di moda, capace che magari il sushi... senti, il sushi? Sushi? Cioè, guarda, lo fa il fighetto lui, tu vuoi mangiare sushi? No, vabbè dai. Pesce no, sushi no. Magari io ci provo, secondo me non è tipo da carne, questo non è carnivoro, ha un atteggiamento. Senti, conosco un ristorantino che fa della carne buonissima, l'apparecchia in maniera un pochettino. Che dici? No, cioè, ma tu sei proprio fuori di testa, cioè tu proponi di andare a mangiare carne a me, ma non lo sai che la carne fa malissimo, cioè ma non li leggi tutti i post su Facebook. A morire tutti gli sti vegetariani, vegani, la carne, e la carne no, e la carne fa male, la carne è cancerogena. Ma uno sa perché la carne è cancerogena, non sa la dire che la carne è cancerogena. Uno quando punta la gazzella non la c'è, chi sa facendo? La gazzella la si mangia. No, perché ti accogli, e uno dice chi mi mangia? Non lo so. Giocati l'erba, oppure casomai te la fumi, a così la gazzella t'anzuone. Vabbè, e allora a questo punto, boh, che ti devo dire? Possiamo provare col vegetariano. Che ne pensi? Vegetariano? Cioè, no, vabbè, dai. Cioè, ma tu mi hai visto? Ma secondo te io sono una fissata vegetariana? Cioè, no, compà, proprio no. Compà. Proviamo pure compà. Cioè, poi il problema è che una che ti chiama compà, poi t'aruna. Va bene, ascoltami, Cucì. Allora, il mondo animale, diciamo vegetale e marino, non c'è. Che cazzo andiamo a mangiare? Cioè. Palla! Come? Palla! Ah, cioè come a dire forse si arroccò palla! Cioè palla perché si è arroccata la palla oppure ho capito bene? Palla! Pollo! Come canciarite? Ma pollo! Pollo sia, va bene, ma sì, pollo! Tanto una volta che andiamo a mangiare un pollo, almeno mi posso pure permettere il lusso di offrire io. Dai, va bene, ok. Sì, così magari avrò anche il piacere di offrirti la cena, che dici, eh? Cioè, mi hai sentito la parola che hai detto? Cena? No! Piacere? No! Offrirti? Offrirti! Cioè, ma tu ti rendi conto? Ma secondo te io sono una donna che non è in grado di andare a cena fuori senza che un uomo paghi il conto? No, guarda che questa è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa, perché guarda che io sono una donna moderna, che vive nei tempi moderni, che è emancipata, forte, coraggiosa. Sì, sa, poi te non ce ne vedo però. Allora, sai che ti dico? Pago io. Pezzente. Ma un sogno un po' ignoto io.